Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In apertura i vaccini, è arrivato oggi il primo stock in Italia di AstraZeneca. Da Pratica di Mare arriveranno in Friuli Venezia Giulia nelle giornate di martedì e mercoledì le prime 8.500 dosi, verranno somministrate agli under 55. Dovrebbero arrivare nelle regioni nel corso di questa settimana. Noi stiamo aspettando dal governo, dalla gestione commissariale, una puntualizzazione precisa sulla declinazione dei servizi essenziali, che sono quella categoria che a causa dell'utilizzazione dell'AstraZeneca consigliato agli under 55 ci consentirà di capire in che modo procedere rispetto a questi servizi essenziali, in coerenza con le dosi e con i flussi che ci verranno consegnati. L'RT è l'indice del contagio, cioè quante persone sono in grado di contagiare, quindi sostanzialmente siamo 1 a 1, questo è il valore, anche se questi parametri sono definiti su dati della settimana precedente. Noi abbiamo sempre chiesto di poter aggiornare questo dato in tempo più avvicinato al giudizio che viene dato sul colore. Tanto è vero che i dati di quest'ultima settimana, che saranno quelli che leggeremo con l'RT della prossima, sono inferiori, quindi io mi aspetto che nel corso del giudizio della prossima settimana questo RT cali. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato poco fa su Facebook di aver firmato il decreto che autorizza la distribuzione degli anticorpi monoclonali. Sulla base delle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità, ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione in via straordinaria degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo insieme ai vaccini una possibilità in più per contrastare il Covid-19, così scrive su Facebook il ministro Speranza. Ed ora la politica, un altro tema che interessa in particolare in questo periodo. Sono ore decisive per quanto riguarda la decisione della Lega se sostenere o meno Draghi. Federica in pressing su Salvini e un tweet del suo staff dà qualche indizio. Un tweet di Federica lascia intendere che la Lega è vicinissima alla decisione sull'appoggio all'esecutivo guidato dall'ex governatore della Banca Centrale Europea. Draghi è profilo rispettato a livello internazionale, in linea con l'appello del presidente Mattarella. Ciò premesso, in democrazia non si può parlare delle elezioni come male assoluto. Queste le parole affidate dal governatore al social dopo il relativamente lungo silenzio seguito alla salita di Draghi al Colle. Se un tweet è decisamente troppo poco per dire che Carroccio ha deciso di stare con il presidente del Consiglio incaricato, è vero anche che questo non è l'unico segnale. I governatori del nord della Lega sono in pressing sul leader Matteo Salvini, soprattutto Federica e il presidente del Veneto Luca Zaia. Voci delle ultime ore sostengono che il comandante si sia ormai convinto a sostenere Draghi. La prima dichiarazione ufficiale spetta a lui, intanto altri vanno in avanscoperta. Altre indiscrezioni, altri indizi. Per quanto al momento si ipotizzi un governo tecnico e non politico, resta sempre la strada del compromesso. E nel toto ministri si fa fin dalla prima ora anche il nome di Giancarlo Giorgetti, della Lega, che peraltro ha notoriamente buoni rapporti con Federica. E torniamo così al presidente e al suo tweet. Non resta che attendere il passo di Salvini. La nostra regione resta in zona gialla, questo nonostante un aumento molto elevato dell'indice RT che ha superato l'1, tutti gli altri dati sono in calo, ma intanto il CTS lancia l'allarme sulle varianti del Covid sempre più diffuse in Italia. Cresce l'RT, ma calano tutti gli altri dati e così il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. A confermarlo sarà solo il Ministero della Salute, che però avrebbe già deciso di lasciare tutte le regioni diventate gialle settimana scorsa nella stessa fascia. Delle altre regioni l'unica a cambiare colore dovrebbe essere la Sardegna, che passerà da arancione a giallo, mentre Bolzano, Sicilia, Puglia e Umbria resteranno arancioni. Potrebbe scattare infine un lockdown ristretto nella zona di Perugia, dove ne sono stati segnalati nell'ultima settimana molti casi. Resta comunque molto complicata la situazione della nostra regione nonostante il mantenimento della zona gialla. Infatti, dopo che l'Europa ha spostato di nuovo il Friuli Venezia Giulia tra l'area rosso scuro, anche il monitoraggio GIMBE ha sancito che la nostra regione resta nell'area maggiormente critica.
Questo nonostante i miglioramenti dei dati negli indicatori di occupazione dei posti letto sia nelle terapie intensive che nelle aree mediche, dei nuovi focolai e della percentuale di tamponi positivi sul totale dei test effettuati. Ora scatta l'attesa per il nuovo DPCM che dovrebbe arrivare entro il 15 febbraio, data di scadenza di quello attuale. Proprio in quella data, salvo proroghe, termineranno anche il divieto di spostarsi tra le regioni e quello per gli sport di contatto. In ballo ci sono ancora l'avvio della stagione sciistica in montagna e la riapertura di piscine e palestre. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato via libera allo sci nelle zone gialle, ma ancora nessuna rassicurazione è arrivata dal governo per i gestori degli impianti. Vista la crisi di governo, però, è sempre più probabile la proroga fino al 5 marzo, scadenza anche di tutte le altre alimentazioni previste dall'ultimo DPCM. Le notizie di cronaca, ladri in azione a Nogaredo di Corno di Coseano. Nella prima serata di ieri i malviventi si sono introdotti in un'abitazione, probabilmente nel pomeriggio, approfittando dell'assenza della famiglia, sono riusciti a entrare da una porta sul retro, rubati mulini d'oro e denaro per diverse migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Codroipo. Ieri sono scattate le manette per una donna di 42 anni di Campoformido, pregiudicata, è stata arrestata dai militari dell'Arma su ordine di esecuzione. La donna deve scontare la pena di 2 anni e 11 mesi di condanna in regime di detenzione domiciliare per furti in abitazione commessi a Udine nel 2012 e a San Michele Tagliamento nel 2015. C'è chi è costretto ad aspettare il nuovo DPCM, il mondo della cultura e dei teatri ancora fermi. Siamo pronti a ripartire in sicurezza, afferma Giovanni Nistri, presidente del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il teatrone ha rimesso oltre 200.000 euro di incasso dei biglietti lo scorso anno per gli spettacoli annullati. Molti sono senza lavoro da un anno. Non dimentichiamoci che in questo settore si guadagna qualcosa quando si va in scena, quando si lavora, non soltanto gli attori, poi anche tutti i tecnici, tutti coloro che in qualche modo collaborano perché uno spettacolo possa andare in scena. Quindi l'amarezza qual è però? Che mentre si sta parlando, giustamente io dico, anche di riaprire i ristoranti per la cena, non soltanto per il pranzo, e io sono assolutamente d'accordo che questo vada fatto, perché insomma se si riesce a mantenere una norma di sicurezza per il pranzo si riesce anche a farlo per la cena, però strano che nessuno parli dei teatri. Con 400 persone non ci sono assembramenti, ci siamo organizzati in modo che la gente possa arrivare in teatro senza fermarsi né al bar che è stato chiuso, il bar interno, né al guardaroba che è stato chiuso, e neanche intrattenersi nel foyer. Noi per la stagione che finiva nel giugno 2019, diciamo, quindi da febbraio 2020, quando è cominciata la crisi della pandemia, fino a giugno 2020, noi avevamo già incassato fra abbonamenti e biglietti abbondantemente sui 400-450 mila euro. E poi non abbiamo fatto gli spettacoli, quindi abbiamo emesso voucher per quasi la metà di questa somma. Voucher vuol dire che chi ha il voucher spenderà questi soldi, se lo riterrà, negli spettacoli che si faranno successivamente. 4 premi a personalità che si sono distinte come esempi comportamentali e morali. L'Associazione Euretica ha consegnato insieme a Fondazione Friuli, Università di Udine e AIDO i riconoscimenti per il 2020 sotto la loggia del Lionello a Udine. L'Associazione Euretica di Udine ha consegnato, sotto la loggia del Lionello in Piazza Libertà in città, i premi relativi al 2020. Abbiamo, come ogni anno, deciso di dare questi premi come Associazione Euretica, assieme alla Fondazione Friuli, la Fondazione Pietro Pittini per la prima volta, e in collaborazione con l'Università di Udine e altre associazioni. Abbiamo deciso di dare premi a delle persone, secondo me, che si caratterizzano per essere dei modelli comportamentali positivi. Maria Gariup, che ha mollato tutto per stare dietro al proprio figlio autistico e diplomarsi lo stesso giorno, lei e lui. Poi Cinzia Braulinese, un lutto terribile, la perdita di un figlio di soli 8 anni per un cancro, terribile malattia. E da quel giorno raccoglie fondi, raccoglie giocattoli, personal computer, tutto quello che può essere utile per i bambini e i ragazzi che purtroppo devono andare negli ospedali, in particolare al CRO di Aviano. Luca Mattiussi, che allenatore è stato dell'Udinese Primavera,
ha vinto tante partite, adesso noi siamo con lui per fargli vincere e fare un tifo da ultras scatenati per fargli vincere la partita della sua vita, la partita contro il cancro. E per ultimo alla memoria a Giorgio Bulzicco, che è stato giocatore, allenatore di APU, ma soprattutto è stato un padre, un istruttore, un educatore, un punto di riferimento precisissimo per tantissimi all'interno del basket. E questo è un ricordo che abbiamo voluto dare alla vedova e al figlio di Giorgio Bulzicco. Le montagne di Piancavallo e Alpago accoglieranno il 20 marzo la 38esima edizione della Transcavallo, gara di sci alpinismo con 7 vette da scalare. C'è una montagna che non si ferma nonostante la pandemia e che ha nel mirino una data precisa, il 20 marzo, ultimo tassello d'inverno. È quello il giorno in cui si disputerà la 38esima edizione della Transcavallo, che proporrà un'edizione extra large sulle montagne tra Veneto e Friuli, tra Piancavallo e Alpago. 7 vette da raggiungere, 7.000 metri di dislivello totale, una sola tappa su un percorso lungo, molto lungo, dove i chilometri da affrontare saranno circa 32, mai noiosi, con sali e scendi continui. Le iscrizioni sono aperte, ma i posti si stanno esaurendo velocemente. In gara massimo 120 squadre da 2 partecipanti, tutti esperti dello sci alpinismo. Anche sul fronte della sicurezza, in ambito sanitario, è stato stilato un rigoroso protocollo che permetterà agli atleti di gareggiare senza rischi. Quanto allo scenario, gli organizzatori non potevano chiedere di meglio, con le montagne innevate e paesaggi da cartolina. Ancora poco più di un mese quella neve sarà solcata dai guerrieri della Transcavallo. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione. Al prossimo appuntamento con l'informazione in diretta alle 19. Buona giornata con Telefriuli.